stacco, è rimasto lontanissimo. Phoenix Etoile, Pocahontas in vantaggio per la Nera Griff che si avvia all'esta e rileva al comando Pocahontas. Tanto c'è stata la rottura di Pietrasanta. All'esterno avanza Pocahontas, Zeus si porta appresso Pilates B. 13,8 la prima frazione. La seconda mi è sfuggita, perdonatemi, ora vedremo i primi 600 metri per la Nera in vantaggio su Pocahontas, al largo Pocahontas, Zeus che risale, si porta presso Pilates B, primi 600 metri. Numero 9, Pamela Prati, squalificato. In terza posizione Pine Apple Jolly al seguito di Pocahontas. Intanto si va alla chiusura degli 800 iniziali. Per la Nera Griff li passa in 1-1 scarso, Pocahontas di rincalzo, all'esterno Pocahontas, Zeus si porta appresso Pilates B che chiude allo steccato Pine Apple Jolly. Poi pur Barbara Deni, primo chilometro in 1,16. Metà della piegata conclusiva con per la Nera Griff sempre battistrada, la mossa in terza di Pilates B che va su Pocahontas, Zeus sospingendola ad incalzare la battistrada per la Nera Griff, di dentro Pocahontas, più a largo in quarta ruota prova anche Porto di Venere e siamo a 2,50 dal palo con per la Nera alla corda, Pocahontas, Zeus all'esterno. Numero 3 Pineapple Jolly squalificato. Porto di Venere, più a largo anche Papaua dei Greppi, Porto di Venere che passa in vantaggio, inseguito da Pietrasanta. Vince Porto di Venere su Pietrasanta. Terzo posto, rivediamola. Rivediamo la retta di arrivo per il terzo posto. Eccolo il successo di Porto di Venere con Gennaro Casillo, trainer e driver. Al secondo Pietrasanta, terzo posto per Pilates B davanti a Pocahontas. Sul mio cronometro 2,2, la media intorno all'1,16, il successo per Porto di Venere, Gennaro Casillo, 2,01 la quota.